Basta. Lo dico a tutti, basta. Se noi continuiamo a utilizzare per fare l'uscita sul giornale o in televisione gli interessi del cittadino contro gli interessi del cittadino, nascondendolo come qualcosa che deve difendere la presenza dell'ultimo punto che fa un'operazione all'anno, sotto casa però, vuol dire che facciamo male ai cittadini di questa regione. Quindi l'appello è basta. Il governatore Fedriga va dritto al punto, contrattaccando a opposizioni e comitati locali con visioni particolaristiche di una sanità che, soprattutto visto l'invecchiamento medio e l'inverno demografico, deve ragionare sempre più in ottica di sistema e non per rispondere a questa o quella esigenza di quartiere. Ecco il senso della chiara presa di posizione del Presidente della Regione in occasione della conferenza stampa di fine anno trasmessa in diretta integrale dalla nostra emittente. E ho detto, e lo dico qua con chiarezza, da Presidente di Conferenza delle Regioni, ai Presidenti di centrosinistra, della mia coalizione opposta, che se loro faranno scelte che vanno in questa direzione, nell'interesse collettivo, vado io nella loro regione a dire che fanno bene. Dunque i numeri: 370 milioni di euro in più a bilancio per il comparto sanitario, a traguardare una riforma organizzativa del sistema che non comporta però riduzioni di spesa. Quindi migliorarlo, renderlo più veloce, più accessibile e più sicuro. Se non fosse chiaro questo e qualcuno credesse che invece sotto ad ogni angolo di città ci deve essere il punto che eroga l'operazione a cuore aperto, vuol dire che non capito come funziona la sanità, ma soprattutto vuol dire che mette a rischio la sicurezza dei cittadini di questa regione. Infine l'aspetto scacciacrisi del provvedimento che investe sul cuore economico del sistema regione per anticipare le turbolenze che inevitabilmente le varie crisi internazionali portano anche sul nostro territorio. La crisi ucraina con l'aggressione della Russia in Ucraina, pensiamo alla crisi Medio Oriente, come ci condiziona? Pensiamo banalmente ai passaggi delle navi dal canale di Suez che arrivano direttamente da noi. Per quello abbiamo voluto fare la legge del rafforzamento, perché pensiamo che dobbiamo avere le spalle larghe, avendo l'incertezza della prospettiva, per non rischiare, o meglio, di non garantire periodi di crisi a questa regione. Abbiamo voluto queste spalle renderle ancora un pochino più forti.